Perché oggi? Innanzitutto siamo qui per chiedere un diritto di liberare immediatamente sul processo il macellaio Walter e quindi siamo qui proprio per dare sostegno, perché è giusto che la magistratura cominci a colpire solo i ladri e chi si difende abbiano il diritto di legittima difesa. Secondo, chiediamo alla politica con la P maiuscola, di creare una legge del legittimo difesa, perché noi abbiamo il diritto che in casa di notte di proteggere i nostri figli, e se le persone si presentano, vediamo anche gli ultimi attentati fatti senza pistola bastonando chi ci abita, abbiamo il diritto di difenderci anche con le armi. Perché qualcuno da 20 anni, senza nessuna eccezione, siamo con Walter, con la sua famiglia e con tutti quei che subisce ogni giorno queste ingiustizie, perché noi altri non siamo mica dei violenti, dei cowboy come gli americani. Siamo qua per dire che lo Stato italiano non è in grado di difenderle. Lo Stato italiano è in grado solo di venire dalle nostre aziende e alle nostre case a domandare skei, sempre skei e basta, far cosa? Per comprarvi la benzina a questi? No, se la paga a questi la benzina e anche le fotocopi. Però ieri che era Fonzi o il bimbo minchia a Venezia, quello italiano e quel francese, che era la polizia che tira fuori le moto d'acqua nuove, perfette, giubbotti, che è di tutto, per loro che è sempre di tutto. Fanno altri invece che buonasera, risponde la segreteria telefonica dei carabinieri, se avete bisogno rivolgetevi intanto sti qua che sa porta via tutto, giusto? E dopo le finire lì e ti viene messo in stato d'accusa per averti difeso troppo, perché ricordiamoci che sta indagando anche uno che spara in aria. Sì, sarà intervenuto gli ecologisti che la banana la consumia. Cioè l'assurdo è questo qua. E allora dov'è questo Stato italiano che si vanta in TV di essere? Non esiste. Non esiste più, esiste solo per reprimere i popoli che vuole la libertà e che vuole la democrazia. Questo Stato è fallito, finito. Lei è il collasso totale e noi altri che diamo una mano a morire prima che il possibile. Prima se la cadeva, Libero! Perché quello che stiamo a fare oggi non è da poco, perché dobbiamo svegliare fuori la gente che qua dentro sti muri qua gli capisce solo questo, non capisce mia chi vuol andare, che fa il gazebo a Roma con la bandiera della Lega, non sa capire più niente dove basti qua. Siamo stufi di essere presi in giro, siamo vero come popolo, non siamo mica qua per la campagna elettorale, noi altri di Roma o di Milano, siamo qua a partire che siamo stufi e dobbiamo farglielo capire solo con la nostra presenza. Un grazie ancora a tutti quanti. Hanno fatto mie manifestazioni di violenza contro i giudici, perché ottenni solo una cosa: primo una denuncia e secondo ve la con delle persone che è lì per stipendi e basta, è lì per applicare queste leggi assurde. Dovete farvela col sistema italiano che va da Roma fino a Verona, fino al Veneto, è lì il sistema italiano. È un sistema che è lontano dai cittadini, è un sistema che non c'entra niente. Le leggi si fa per loro, la sicurezza la che è per loro e basta, per noi altri non è niente, per noi altri rimane solo una cosa, la solidarietà. Quando viene colpito uno di noi altri dobbiamo muoversi tutti. Vedo tante facce nuove oggi qua, vi ringrazio soprattutto a quelli che qua oggi, ringrazio anche a chi ieri mi ha dato spazio per diffondere questo messaggio qua, senza far nomi, ma mi sta guardando. Non penso che sia una gratifica per loro, però rischia la vita anche per noi altri. E dopo qua questo Stato evidentemente che è programmato un'invasione totale, perché distruggere un popolo per evidentemente farne venire un altro che noi altri non sappiamo neanche cosa gli fa, questo non penso che sia una colpa di nessuno se non da qualcuno dall'alto che ha previsto tutto questo. Però per quanto riguarda Walter Onichini e anche per quanto riguarda soprattutto Ernest Mattielli, che è stato ucciso dallo Stato, e mi assumo tutte le responsabilità di quel che dico, vabbè, perché 135.000 euro a uno che faceva il rigattiere e che ha subito 14 furti prima di sparare, 14,
Allora dove c'era il giudice? O il caso del Franco Birolo, si è dentro qua in macchina, sfonda la vetrina e questo qua che spara e dopo te condanni a pagare 325.000 euro. Ma dove c'era qua la giustizia? E la pubblica accusa per quanto riguarda Franco Birolo aveva detto che era assolutamente innocente e il giudice invece che ha cambiato. Perché? Perché le leggi vanno interpretate come? Per distruggere il popolo veneto. Per dire ai veneti attenzione, comandemmono altri, no? Casa nostra comandemmono altri, no l'Italia, no il giudice. E soprattutto che manca assolutamente una forma di rispetto adesso per chi che lavora 20 ore al giorno, per chi che riesce a mantenere la sua famiglia sopravvivendo, per chi che ricordiamo a tutti che ha la più bassa evasione fiscale d'Italia e come si invece veniamo sempre condannati ai veneti evasori e ai veneti egoisti perché vuole l'indipendenza. Col cazzo, la prima cosa che sarà l'indipendenza sarà gratificare l'Italia, perché ora che insegniamo come che si usa i skate, insegniamo che casa nostra le robe funziona. Questa è la differenza tra noi altri e qualcuno che si spaccia per indipendentista e dopo fa parte invece di un sistema colluso con lo Stato italiano. Adesso si parla di autonomia, di un ministro dell'interno per portarne qualche roba di nuova e invece siamo tornati indietro da 20 anni. E ora, cari veneti, dal 2008 al 2013, come dico sempre, che si sparì in Veneto 29.000 aziende. Adesso mi porta via anche le banche, che ho visto, una bella manovra, ma tra poco non stai a preoccuparvi che Banca Montepaschi ripartirà con i soldi delle nostre banche rubate al territorio, va bene? E dopo alla fine questo territorio qua paga il più alto tasso di sangue perché abbiamo oltre 300 suicidi. Dico veneti, cosa mi serve ancora a reagire? Qui chi viene a casa vostra a pestarvi, a sequestrarvi le case, pagare gli extracomunitari, perché il prefetto Lega, che tra l'altro si chiama Lega Varatia Fatalità, del Treviso, che ha detto che deve sequestrarmi anche le case se i sindaci non si mettono d'accordo. Ma che do fuoco piuttosto se i sindaci non si mettono d'accordo per dare ospitalità ai clandestini, non ai profughi. E qualcuno che si imbella sempre di sinistra che dice ma anche noi siamo stati migranti, sì, grazie a voi altri, perché mi riportava a Pellagra nel 1866, noi altri qua lì, al nostro popolo si chiamava Serenissima perché qua si viveva ben, Serenissima, invece questa qua è impossibilissima da vivere, questa è la terra che mi era reale l'Italia. E i primi, ripeto, le vittime e forze dell'ordine insieme con altri, ma qualcuno campa su sta roba qua, di vuoi vedermi morti, di vuoi vedermi schiavi e vittime, ma invece noi altri reagiamo e bisogna che reagiamo in pressa perché non abbiamo tanto tempo ragazzi, sono passati tanti anni. Già nel 1920 era qualcuno che diceva ma come fa il popolo veneto a pagare ancora tutte queste tasse? Siamo arrivati a una pressione fiscale del 70%, i servi della gleba pagava il 50%, siamo peso, prendiamo secondo, dobbiamo andare avanti ancora così, dobbiamo vedere morto tutto qua, quello che ha fatto i nostri nonni, i nostri papà e quello che non farà i nostri figli. Perché 20 miliardi di residuo fiscale e in altri 20 in quelle banche vuol dire che questo territorio quest'anno subisce un danno di 40 miliardi, va bene? Mettiamoci in testa queste robe qua e dopo mi manchi skate per gli asili nido, dopo mi manchi skate per fare le strade perché gli siete le buse che si pirando e qui andare sulle montagne russe tra poco. E qui dice purtroppo si è causa dell'evasione fiscale, fanculo, banda di corrotti, è causa vostra della corruzione che c'è in questo paese qua, non dell'evasione fiscale, finitela con le balle, degli skate l'unico player in macchine nuove, dei la possibilità a quello che ciappa uno che fa il ladro e va in gara, certezza della pena, non inasprire la pena che dopo non te applichi mai, banda di buoni a nulla. Grazie. Dopo la guerra i nostri contadini, i nostri veneti sono andati in tutto il mondo, hanno portato lavoro con sudore e ricchezza. Abbiamo creato in tutto il mondo la scienza, abbiamo creato in tutto il mondo l'industria, abbiamo creato una grande azienda. Oggi siamo stati manovrati, occupati. Oggi abbiamo perfino le bombe atomiche potenziate a Vicenza per fare la guerra possibile alla Russia da parte della NATO. Oggi abbiamo un controllo totale della politica. Oggi vogliono distruggerci usando Equitalia, usando le banche, impoverendo il sudore, i risparmi dei nostri cittadini. Eppure
abbiamo i veneti che non lottano, abbiamo i veneti che vanno alle riunioni, alzano la mano ma non hanno il coraggio. È ora di finirla di parlare, è ora di unirsi e discutere. È ora di dire basta, perché ci stanno impoverendo. Immigrati, avete visto? Abbiamo un'immigrazione clandestina assurda. Quando andavamo come immigrati, i nostri nonni andavano immigrati, venivano controllati dall'Australia e dalla Svizzera e prendevano persone se c'era il posto di lavoro. Oggi invece vengono qui mantenuti e pagati con i nostri soldi e fanno anche i terroristi, perché l'ultimo l'hanno preso e stava per portare le bombe a Termini. Allora noi diciamo, gente sveglia, via le bandiere, l'unico gonfalone, e riportiamo la nostra nazione Veneto a essere libera come uomini liberi. Bravo! Per molti, per San Marco! San Marco! Alla Veneto però prossima volta. Frontera e Farmanter! Frontera e Farmanter! Grazie a tutti della solidarietà e niente, hanno rinviato il processo al 26 di maggio per mancanza di un indagato, ecco. Rifaranno la notifica e faranno tutto qua. No. Grazie a tutti della solidarietà e siete preziosi. Vai. Spero che è sempre quel pensiero fisso, perché sappiamo cosa viene fuori da di qua. Sappiamo benissimo come la funziona, quindi noi siamo qua e il 26 maggio risaremo qua ancora, portare più forza dell'ordine perché saremo ancora di più, e invitiamo tutti i nostri amici e le persone a venire fuori perché questa è l'unica strada e chiediamo la nostra solidarietà a Walter sempre. Martello, per me!